800 tra imprenditori e pubblici amministratori si sono incontrati nell'area ex Pagnossina Treviso per discutere, su invito di Un'Industria Treviso, su quella che è la questione per eccellenza del tessuto produttivo locale, ovvero la riqualificazione dei capannoni abbandonati. Alcuni capannoni, complice anche l'evoluzione che c'è stata nel frattempo, oggi non possono essere più utilizzati dall'industria. Conseguentemente, se non c'è una capacità di immaginarli in maniera diversa per altri usi, non ha neanche senso che rimangano ad occupare quel territorio. E bisognerebbe proprio pensare che, non avendo più valore ma avendo un costo, perché il costo c'è, andrebbero abbattuti. Nella Marca la stima di immobili abbandonati, dismessi o sottoutilizzati ammonta a circa il 20% dei volumi totali, pari a circa 51 milioni di metri cubi, di cui 30 milioni di superficie coperta. Un patrimonio che in alcuni casi potrebbe essere riqualificato, come fatto ad esempio dall'imprenditore Damaso Zanardo proprio nell'area ex Pagnossina. Io quest'area l'avevo comprata per altri progetti, poi mi sono reso conto della sua potenzialità e ho stoppato i miei progetti di imprenditore nel mondo della logistica e sto portando avanti un progetto. Qui si sta cercando, coinvolgendo anche il territorio, e non a caso questo progetto l'abbiamo chiamato Open Dream, di ripensare come ripopolare, come dare vita a questi enormi spazi, perché parliamo di 50.000 metri quadrati coperti. Un'opportunità ancora poco praticata, quella della riqualificazione, che si scontra, secondo il mondo dell'impresa, con le difficoltà burocratiche e l'inadeguatezza delle agevolazioni fiscali riservate alla ristrutturazione di immobili produttivi. Come si dà modo a un cittadino di avere un beneficio fiscale se fa una ristrutturazione di casa sua piuttosto che se fa una messa a norma sismica? Non capisco per quale motivo per l'archeologia industriale non ci siano norme ad hoc. Spero che in questa finanziaria, che è in fase di redazione e poi verrà proposta e votata a livello nazionale, ci siano le defiscalizzazioni, o meglio ancora i benefici fiscali per chi fa gli interventi. Un gap da colmare in un sistema in cui gli strumenti normativi non mancano e nemmeno la volontà degli imprenditori veneti di sviluppare insieme a tutto il territorio le potenzialità di un patrimonio attualmente destinato all'abbandono. Il Veneto ha una legge che è innovativa, ha la prima norma in Italia che permette di usare i capannoni per tutti gli usi che si vogliono, quindi senza fare varianti urbanistiche. È una rivoluzione autentica, se si vuole si può. C'è bisogno di imprenditoria, noi dobbiamo tirare fuori la voglia di fare impresa, di avere coraggio, puntare sui giovani, creare economia, un'economia che però voglia bene e sia inclusiva, voglia bene per tutti. Ecco, questo è il concetto, e quindi mettere assieme l'imprenditore, mettere assieme le istituzioni, mettere assieme tutto il nostro ambiente socio-economico.